Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 19 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo i padroni di casa del Palermo Futsal Club e il San Vito. Al momento non è ancora arrivata la formazione ospite, ma non è arrivata in campo, chiaramente nello spogliatoio. Si sono riscaldati fino a qualche istante fa, un clima sicuramente tanto problematico. Penso che dalla diretta un po' si vede, ma chiunque, insomma, basta che si affacci dalla finestra per notare un tempo abbastanza problematico. C'è tanto freddo, ma anche tanto vento e soprattutto tanta pioggia. Chissà questo non possa essere un tema del match. Nel frattempo vediamo le due formazioni davanti la porticina gialla prima di cominciare. Ci sono tanti ombrelli oggi in questa giornata fredda di Palermo, una trasferta complicata sicuramente per il San Vito, tanta strada. Ma adesso ciò che conta sono soltanto i 3 punti. Nel frattempo conosciamo anche il trio arbitrale, il signor Francesco Saraceno di Siracusa, il signor Damiano Di Mauro di Ragusa e il signor Renato Celestino di Palermo, che sarà quest'ultimo il crono. Nel frattempo il signor Saraceno ha già il pallone tra le braccia e i due capitani Pappalardo e Vito La Fiora si stanno, avvicinando al centrocampo. È una gara tanto importante, noi abbiamo ancora un po' di tempo prima di commentarla e di fatti ne approfittiamo per dare un po' di numeri, un po' di statistiche. Palermo Futsal Club 15 punti, 11° posto in campionato, 59 gol fatti, non è male, ma il dato da cambiare, da invertire sono i gol subiti, 91 con 30 gol subiti nei ultimi 3 partite, insomma una media veramente terrificante quella della squadra rosanero dal punto di vista difensivo. San Vito invece, che è il peggior attacco con 35 gol fatti, ne ha subiti invece 90, dunque uno in meno rispetto al Palermo. Nel frattempo i due capitani si stanno chiarendo per quanto riguarda la prima squadra che inizierà a giocare il pallone. Problema di ipotizzare anche una formazione. Rosanero in porta ipotizzo Morrione, centrale Chinnici, laterali Sujan e Nicchiali, davanti La Fiora. Questo è il quintetto che credo possa effettivamente schierare mister Gentile. Dall'altro lato sicuramente in porta la scelta è obbligata, il Gamnicchia. Manca infatti capitano Giovanni Vultaggio. Questa sicuramente è una brutta assenza in casa San Vito, perché è un portiere molto forte, uno che dà veramente l'animo per questa squadra. Poi ipotizziamo sicuramente Pappalardo e Imperato in campo. E da capire gli altri, dovrebbe giocare Giacomo Farana, ha fatto anche una grande partita di andata. E poi potremmo forse ipotizzare la Rocca, però. Allora, vediamo la formazione e credo che l'abbiamo indovinata, perché effettivamente c'è Morrione, c'è Chinnici, c'è Sujon, c'è Nicchia, c'è Vafiro, dunque 5 su 5, non capita praticamente mai unplane per aver indovinato. Ma adesso cerchiamo di capire se effettivamente anche il San Vito l'abbiamo indovinato. Allora, vediamo sicuramente Accardo con la 8, con la 9 Cusenza, con la 17 la Rocca, con la 10 Pappalardo e tre pali abbiamo detto Gamnicchia. Dunque ne abbiamo, e poi Imperato, sì, Imperato l'abbiamo detto, Imperato, Pappalardo, la Rocca, Accardo e Gamnicchia, quindi non Cusenza. Ok, adesso tutto chiaro, ne abbiamo indovinati 4 su 5, insomma oggi 9 su 10 indovinati, non inizia male sicuramente la nostra telecronaca. Nel frattempo si attende il fischio da parte del signore Saraceno, con il primo pallone che sarà giocato dai bianco-blu con la Rocca. Allora signori, ovviamente dico, la panchina è quella che è, non vi posso obbligare a sedervi a terra perché non sono nessuno, vi chiedo solamente, essendo lo spazio stretto, di evitare... Il primo pallone sarà dunque delle San Vito. Si accendono anche le luci. E quindi la Rocca sul punto di battuta. Vediamo adesso come la giocherà, credo su Imperato. E infatti inizia anche il match. Inizia Palermo Futsal Club e San Vito, una sfida che sa veramente di finale. Pappalardo, tacco. La Rocca si stava quasi girando su Lorenzo Chinnici. Oggi in panchina c'è un altro ragazzo dell'Under 19, ovvero Gabriele Catalano, capitano e numero 10 della formazione allenata da mister Sujon e Lopez. Oggi mister Sujon è in campo, mister Lopez invece no. Sappiamo che ci sta seguendo e noi lo salutiamo. Gamnicchia si gioca col quinto, cerca subito la porta. Chinnici potrebbe anche provarlo. Chinnici, Imperato la stocca! Ed è subito vantaggio con Lorenzo Chinnici, che segna da casa sua e va dal vicepresidente
presidente Manfredi Pazzaglia, batti 5 e 1-0 Palermo. L'ha subito fatto Lorenzo Chinnici, che non se n'è fatto ripetere 2 volte. Ha preso questo pallone calciato da Gammicchia e lo ha spedito in porta. Complice anche una piccola deviazione da parte di Imperato, ma credo che sarebbe entrata la palla ugualmente. Almeno da qua sembra di sì. Vito non fa nulla, Vito! Bravo, dai! Pressione di Nicchia su Jean, capisce tutto in vantaggio. Poi Nicchia, Gammicchia, molto bene qui. Portiere a chiudere sul piattone di Ale Nicchia, che ci ha provato immediatamente. La rocca in anticipo su Chinnici. La Fiura. La controlla il capitano Chinnici. Cambia tutto male. Dicevamo, potrebbe esordire Gabriele Catalano. Oggi sicuramente invece potrebbe trovare il minutaggio Ruggero Meli, che li ha trovati effettivamente nelle scorse settimane. Gammicchia l'ha impostata tecnico per giocata con il Quinto che è stato invece abbastanza letale in negativo per il Palermo Futsal Club. Intanto Morone quasi cercava una conclusione e poi dice calma. Chinnici su Jean. La Fiura manca dal gol da diverse partite il capitano del Palermo. Nicchia, Chinnici su Jean. Nicchia, vogliono dialogare i due con Nicchia che cerca di puntare Imperato. Molto bravo qui il centralex Bonifato Alcamo, quest'anno è passato anche nello Sporting Alcamo negli anni passati. Prima ancora sempre qui a San Vito. Su Jean, Chinnici dialogano male questa volta. Con Chinnici chiede subito scusa al compagno. Dicevamo, il tiro di Chinnici è stato sporcato sicuramente dalla spalla, dal petto da parte di Imperato, però credo che potesse entrare ugualmente quella palla. Mette palla al rimorchio, su Jean la tocca, poi Nicchia vuole saltare, l'avversario lo fa, poi è veloce, Nicchia ancora, Nicchia, Gammicchia, bravissimo che uscire ancora una volta su Nicchia, che era andato come un fulmine su questo pallone, ma qui poteva raddoppiare il Palermo. Chinnici, adesso ci prova, finta, Papardo non lo segue, Imperato alla meglio su Jean di fisico, poi la Rocca, questa insolita posizione difensiva, però c'è un problema per Imperato. Si è fatto male, forse scontro con su Jean, credo, era l'unico che ho effettivamente notato, però viene aiutato a rialzarsi dai compagni, ma anche dagli avversari, con il pallone che è per da parte dell'arbitro che viene restituito. Imperato, palla lunga, Chinnici nettamente in anticipo, prende il pallone, poi finta sulla Rocca, molto bene su Jean, avanza il numero 8. Sbaglia il passaggio su Jean, non è abbastanza inusuale per lui, poi Imperato va giù, non c'è nulla, si è anche visto abbastanza nettamente. La Fiura, nel frattempo pallone forse non dei migliori, infatti credo che verrà cambiato su Jean. Imperato ancora molto bene, torna dietro su Jean. Chinnici allarga da quella parte per Nicchia, la controlla Nicchia e poi Pappalardo con la coscia, anzi col bicipite femorale per essere più corretti, perché era la parte chiaramente dietro. E dunque su Jean, sul punto di battuta c'è dietro Chinnici, ma si sta lasciando le scarpe, pertanto credo che non sarà così. Intanto si riscaldano sia Corsino che Lucchese. Su Jean, dietro da Chinnici, ancora su Jean, si gira molto bene su Accardo, su Jean, secondo palo, la Fiura se lo divora. Era una palla incredibile di su Jean questa, però il Palermo non le deve sbagliare queste palle, perché possono essere tanto importanti e il capitano da lì non può sbagliare.
Palla lunga, non ci arriva la Rocca, anche un po' sconsolato. Chinnici su Jeanne, Chinnici ancora, si alza anche Nicchia. Chinnici si ferma sterzata su Jeanne, c'è largo la Fiura, tende una pressione Pappalardo, poi lo lascia subito andare. La Fiura, palla incollata, vuole scambiare con Sujanne. Nicchia, la Fiura vuole un dribbling imperato, poi Sujanne mette una pezza su Pappalardo e fa sicuramente la scelta corretta. Da lì non puoi rischiare un controllo, perché da lì se Pappalardo ti prende il tempo possono essere veramente guai. Nel frattempo Gammicchia continua ad avanzare, quindi è una soluzione che il San Vito ha probabilmente provato in settimana. Non è andata bene all'inizio, con il gol di Chinnici arrivato proprio sugli sviluppi di un'azione analoga, però Pappalardo, imperato, la Fiora chiude tutti i movimenti, Gammicchia la controlla nuovamente da Vincenzo Imperato. Gammicchia nuovamente, Fiora non esce, Imperato la controlla, vuole fare tutto solo, poi sbaglia nuovamente di torno, Imperato in mezzo a 2, in mezzo a 3, poi nicchia, la palla viene sporcata, poi Chinnici, il tocco credo sia di Accardo e cambia campo, Pardo ci arriva, Sujanne va in pressione, Pappalardo doppio passo, bella giocata, l'ultimo tocco è bianco-blu, dunque palla rosa-nero. Chinnici, Nicchia, si sta riscaldando diciamo Corsino ma anche Lucchese, e per Lucchese oggi si prospetta forse una gara con tanto minutaggio, perché giocando con l'over in porta chiaramente gli under devono giocare tanto e gli under oggi sono ben 4. Intanto Sujanne chiude la tirone molto bene. Chinnici, gli under infatti sono Nicchia e Lucchese, ma ci sono anche Meli e Catalano, sono due ragazzi dell'under 19, pertanto ipotizzare un minutaggio un po' ridotto per loro non è follia, quindi credo che Lucchese e Nicchia saranno quelli che giocheranno un po' di più. Gammicchia, Pappalardo non controlla la palla, era un po' complicato. Nel frattempo è pronto Corsino. Corsino per Chinnici. Intanto Nicchia riceve il pallone, Nicchia sul fondo, sterza, Chinnici ancora, alza il pallone con la Fiura, io saltare di torno, lo fa, chiude male questo 1-2 Capitan La Fiura. C'è anche oggi in panchina Gennaro, assente nell'ultimo match contro l'Agrigento, presente invece con l'Atletico Monreale. Ha timbrato il cartellino, non è bastato anche il suo ritorno, che ha dei numeri veramente ottimi. Tanto sbaglia qui Imperato, la Fiura Imperato riesce a mettere una pezza, Pappalardo, pressione alta di Sujanne, si va un po' a chiudere con Gammicchia che è tornato tra i pali, poi la Fiura ancora una volta in mezzo a 2, l'ultimo tocco è comunque rosanero. E poi Corsino per Chinnici, Corsino che ha trovato anche il gol in campionato, tra l'altro il primo in campionato, perché l'aveva segnato in stagione chiaramente in Coppa Italia nella sfida contro l'Atletico Monreale, ma il primo gol è stato in campionato, è stato proprio contro il San Vito, una doppietta tra l'altro. Gammicchia avanza, si continua con il quinto, viene murato da Nicchia, poi la Fiura attende il pallone, la Fiora con il mancino! Capitan Vito, la Fiora! Non ha il destro, va bene lo stesso, va con il mancino. E qui chiaramente la dedica è per la moglie Ilenia, che noi salutiamo. 2-0. E poi cambio, fuori Gennaro, dentro, scusate, fuori la Fiora, dentro Gennaro. Bravo Giorgio! Sujanne allarga il campo, Imperato chiude tutto, contropiede, un 3 contro 1, Imperato allarga per la Rocca, secondo palo Palardo, se l'è divorato il San Vito, però il Palermo non può concedere queste occasioni. Vai Alessandruccio, dai! Nicchia la controlla e se la porta avanti contro Accardo, poi Corsino, Gennaro, primo pallone, secondo palo, era bella quell'idea, forse non fatta, sicuramente un'idea interessante. Nel frattempo si stanno riscaldando diversi giocatori, ma intanto è pronto Fabio Lucchese, che nelle ultime settimane è stato forse uno dei migliori.
La Rocca, non bene su Gammicchia. Corsino va subito in pressione ed è costretto a metterla dietro. Insomma, il San Vito ha deciso di giocarla col quinto al movimento, ma credo che forse non sia una scelta adatta, perché su 2 palloni persi il Palermo ha segnato, entrambi senza il portiere. Almeno secondo me credo non sia la scelta adatta questa. Nicchia porta con la suola, sfida Accardo su John. Nicchia ancora, sfida Accardo e lo salta nettamente, poi rientra e Accardo è bravissimo, però anche calcio d'angolo. E poi forse Nicchia si avvicina al cambio, sì, perché Lucchese è pronto. Battuta dietro, la Rocca intercetta, poi Corsino in vantaggio. Da Morrione che non lancia, attende Corsino e scambia con lui. Palla verso Nicchia, si gira molto bene Nicchia, cerca un tocco intelligente dalle parti di Gennaro. Pappalardo si gira bene con il tacco, attende l'arrivo di Imperato, arriva adesso. Imperato Imperato ancora, la porta, cerca di scaricare e inserirsi, però c'è un fallo. Non abbiamo capito il fallo forse di su John, su Imperato, però insomma forse in realtà il fallo l'ha fatto Gennaro, l'ha fatto il fallo. Ma tu che hai fiscato? Digli che è dietro. Nel tempo Corsino è molto arrabbiato, dice sono 2 metri dietro, diceva lui. Ma tu che hai fiscato? Capita proprio in questa situazione. Sarà quindi calcio di punizione? E Pappalardo che potrebbe anche calciare in realtà verso la porta, potrebbe essere una soluzione interessante. Ma Pappalardo, poi Morrione, Gennaro gliela sbatte di sopra, palla rimane lì la Rocca e poi fallo in attacco. E poi è pronto il cambio, Nicchia per Fabio Lucchese. Nicchia, vedete come gioca all'ultimo pallone della sua partita. Vabbè, per questo momento chiaro. Intanto Gennaro va a terra. Imperato si è lasciato andare una spinta un po' eccessiva. E poi Lucchese dunque per Nicchia ed è pronto anche Lowati per su John, anche lui è uno dei migliori al momento. Tra l'altro contro il San Vito ha anche fatto il suo esordio con 2 assist, entrambi per Capitan La Fiura. Ora non c'è il capitano in campo, però c'è Gennaro. Comunque credo una soluzione interessante. Va Gennaro a battere, da lì ipotizzare un tiro è veramente complicato, pertanto ci immaginiamo una battuta corta. Infatti è così, Lucchese, Corsino, Gennaro, stoppa una bomba di Corsino. Intanto Cusenza che si è subito adesso rimessa laterale per il San Vito ed è sempre quinto. Imperato, Gammicchia, Imperato nuovamente, bella giocata, la mette dentro, Morrione la sporca con la mano. Aveva giocata bene questa volta questa soluzione con il power play. Sono in 5. Cusenza, Gennaro la sporca, Lucchese prende velocità Lucchese, poi in mezzo a 2 ha dovuto lanciarsi, c'è anche un attrattamento di Lucchese, si continua, o meglio si è battuto velocemente Imperato e poi la tocca credo Accardo con Morrione che ha messo la gamba, ma forse anche un palo.
Imperato, Gammicchia, si comincia sempre da lui, poi nuovamente Imperato che è il cervello di questa squadra. Giocata sicuramente corretta da parte di Imperato, però Gammicchia non l'aveva seguito. Lucchese, Corsino che sbaglia il controllo, o si arrabbia per Corsino con se stesso. Imperato, Gennaro intercetta ma non basta per prendere questo pallone. E poi Pappalardo, Imperato, Gammicchia. Qui forse Gennaro, se avesse probabilmente aperto la gamba, avrebbe forse preso anche questa palla, perché in realtà non era un passaggio pulitissimo. Del calcio d'angolo, il San Vito ci crede, non può fare altrimenti con Cosenza, ma lascia ad Accardo. Tutta dentro, Gennaro la sporca ed è ancora corner. Dietro. Cosenza, Accardo, Gennaro bravo qui, avrà una mano nel raddoppio allo Wadi, mette palla dentro Morrione, guarda subito la porta, forse pensava non ci fosse il portiere, poi lascia Corsino, sbaglia il passaggio, Accardo, Corsino ancora, va a terra il numero 8, ma si continua Lucchese, Gennaro c'è tutto solo lo Wadi, il tacco, poi il tacco nuovamente Lucchese per lo Wadi che forse non ci arriva. Qui Gennaro doveva, credo, giocarla decisamente meglio. Corsino qui forse rischia tutto il regolare. Lucchese recupera, Lucchese va centralmente, Imperato, Lucchese ancora, e poi Lowati mette una pezza gigantesca e cerca la palla sul secondo palo. Gammicchia molto bravo, Tepe pronto alla fila, Era preciso, bravo. Tepe intanto un ruggirello, Bravissimo. posto di Pappalardo credo, sì. Corsino, Gennaro, Lowati, la controlla il Palermo, Lucchese, vediamo se salta e calcia, potrebbe essere una soluzione, ma sul mancino cerca la porta e la palla non entra veramente di nulla. L'aveva fatta bene. Potete pronto a capitare la fura per Gennaro, che forse è un po' arrabbiato per questo cambio, voleva continuare a giocare, ma ci sarà un minutaggio ampio tutta la partita tra di loro, mi sa. Cosenza, c'è un taglio dietro gigantesco, infatti tutto solo Accardo che ringrazia il compagno, finta, va sul mancino, Lowati, bravo qui a rubare il pallone, Gennaro per Lucchese e poi Lucchino in anticipo. Corsino in anticipo anche lui su Cosenza, c'è largo Lucchese, riceve il pallone, troppo largo. Palermo che non sta forse giocando benissimo in realtà questo pomeriggio, sopra i 2 gol, ma Bravo Capri. un po' frenetico. Poi Gennaro dentro la Fiura. Pronto anche Chinnici. Ed è nuovamente quinto con Imperato, dall'altro lato c'è Gammicchia come sempre, c'è Ruggirello. Imperato, Gammicchia ancora, mette un po' in difficoltà, poi forse la tira ci poteva arrivare Imperato, non c'è nulla, scivola solo, poi col rimpallo riesce ad avere la meglio, poi la Fiura leva le castagne dal fuoco. Corsino, Lucchese, la controlla bene, Lucchese, apertura per Lowati, Gammicchia sul primo palo, bravissimo a chiudere, bella palla di Lucchese qui. E poi mister Gentile chiama Corsino perché entrerà, credo, Chinnici. Nel frattempo rimangono invece seduti in panchina Meli e Catalano, vediamo se magari più in là ci sarà possibilità di vederli in campo. Lucchese, bella sporca, Bravo capitano. dito da Corsino, la Fiura, Lowati allo spazio, rallenta un po' il gioco il numero 98 Lucchese, bella giocata Lucchese, subisce fallo qui, molto bravo, è entrato bello Lucchese, tutto giallo anche per Cosenza, un giallo forse un po' forse eccessivo, però stava attaccando la porta, ci può stare in realtà. Nel frattempo Lucchese, dicevamo, sta giocando bene ultimamente, in queste settimane sta crescendo tanto. Ragazzo, ricordiamo, classe 2004, molto giovane. Nelle rotazioni di mister Gentile è fondamentale perché lui e Nicchia al momento, come giocatori di movimento, chiaramente sto parlando, quindi escludendo San Martino che è portiere, è uno di quelli che forse dà più garanzie al momento. Sì Gianluca, sì.
va Lucchese, una finta, va Corsino, fortissimo, ma addosso a Ruggirello, poi la palla poteva favorire Cosenza, ma Morrone in anticipo. La Fiura, capitano che si è sbloccato dopo diversi turni senza gol, poi intanto bella palla qui da parte di Lucchese, che aveva visto una palla veramente panoramica, sta giocando molto bene Lucchese oggi. E poi viene chiamato il time out e credo ci sarà qualche cambio con il Corsino per Chinnici sicuramente. Di piccolo momento di pausa. 2-0 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante. La Fiura e Chinnici in gol entrambi sfruttando il quinto di movimento che sicuramente non ha dato gli sperati al San Vito, che al momento è sotto di 2 gol. Forse questa eccessiva ricerca del quinto movimento non sta portando gli esiti che il tecnico pensava o che sperava alla vigilia, perché il Palermo ha colpito proprio su quelle 2 occasioni. Poi Cammicchia tra i pali è stato molto molto bravo, chiudendo su Nicchio, chiudendo su Lovati, chiudendo anche altre circostanze, però insomma sicuramente tra i pali è molto bravo. Sul quinto forse non ancora, magari riesce a essere pericolosissimo, però il portiere comunque è giovane e comunque sta facendo una gran gara, però viene abbracciato da Imperato. E poi dentro Chinnici, fuori Corsini, ma poi per il San Vito invece nessun cambio. Nel frattempo c'è Imperato, sta parlando a lungo, abbracciato con Gammicchia. Imperato, Ruggirello, la sporca Lucchese, Cosenza, Imperato con Gammicchia che va subito all'altro lato. Imperato capisce tutto e con la finta di colpo fa una gran bella giocata, poi Morrione le spinge, la Fiora è solo, deve calciare stavolta la Fiora! La Fiora! Tris 3-0, ancora una volta quinto movimento, non va bene. Gol Palermo Futsal Club. È stato sicuramente molto fortunato qui il Palermo, perché il quinto era riuscito anche bene al San Vito in realtà, bisogna dire la verità. Poi Morrione ha respinto questa palla, una bella spaccata, però è arrivato praticamente a diventare un assist per Capitano La Fiora, che da lì a portavoce non può sbagliare, però insomma la fortuna qui, bisogna dirlo, ha aiutato il Palermo. Ruggirello, Lucchese, l'ultimo tocco ed il 5. Chinnici, c'è lo Watti vicino a lui. Lucchese prende posizione la Fiora, ma Lucchese fa una giocata incomprensibile qui. Primo errore per Fabio Lucchese. Sotto lo sguardo del signor Di Mauro. Imperato, Gammicchia avanza, potrebbe anche calciare suola. Gammicchia, Morrione fa una gran parata, ma se l'era portata benissimo qui il giovane portiere, che qui sì che ha fatto bene il quinto movimento. Intanto Lucchese con Cosenza davanti, palla per lo Wati, Imperato anticipa, Imperato ancora avanza, Chinnici mette il piede sinistro per fermarlo. Intanto dentro Pappalardo per Accardo, e poi mister Gentile chiama 2 cambi, entreranno Nicchia e Sujon per Lowati e Lucchese. Imperato, Pappalardo, Imperato, Pappalardo ancora, c'è Gammicchia largo, infatti prende il pallone, Pappalardo, Imperato, adesso è Imperato a sé laterale con Pappalardo centrale. Lucchese intercetta, ma non basta per tenere il pallone. Lucchese la sporca, Chinnici mette un po' in difficoltà Lowati, ma riesce comunque ad agganciarla molto bene. Poi scambio con Lucchese, si butta dentro Lowati, Lucchese cerca di perdere un po' di tempo per fare salire la squadra, lo fa bene con la Fiora che calcia da fuori, trova il calcio d'angolo.
The corner. Lucchese, bella palla per Chinnici, la Fiora! La tocca in modo molto fortunato. E assist di Chinnici, facciamoglielo valere. E la Fiora fa tripletta personale, l'abbraccio con l'amico fraterno. L'ha fatto con il gluteo la Fiora, diciamo con il gluteo. 4-0, primo tempo. Tanto dentro nicchie su John, diciamo per Lowadi e Lucchese. Lucchese però ha messo una gran palla per Chinnici, l'ha messa veramente lì pronta per calciare. Quindi l'assist non è di Lucchese, però credo che in questo caso abbia tanti meriti. Tanto rimessa tale per il Palermo. Sujon cambia lato da Chinnici, la controlla con il mancino, scambia con Sujon che però è andato incontro. Cosenza, imperato senza guardare, Cosenza ancora, cerca il tocco con Ruggidello e la Fiora questa volta commette fallo. Non ti raccomando, Vito. Imperato, c'è largo Gammicchia. Ruggirello vuole scambiare con Cosenza che mette in mezzo, brutta palla però. C'è stata una deviazione, non ce ne eravamo accorti e allora non è stata una brutta palla, è stata deviata, ecco perché non è stata giocabile. Imperato sul sinistro, poi la Fiora, scontro con Nicchia, però è molto dolorante però a terra. Molto arrabbiato Imperato. Si lamentava un fallo credo di Nicchia, è andato giallo per Imperato. Il gioco però ancora non può andare avanti perché bisogna scrivere per il crono l'ammonizione. Giallo per Imperato, molto molto arrabbiato, chiedeva un fallo di Nicchia, da qui non si è capito molto bene se effettivamente ci fosse stato o meno. Su Jordan, tanto in verticale per Chinnici che salta l'uomo Chinnici, apertura per la Fiora che non trova la porta, l'aveva presa con l'esterno ed effettivamente il picchiaio sarebbe stata l'idea adatta. La Fiora forse non se l'è sentita. Imperato, sale Gammicchia, c'è anche Ruggirello e Pappalardo. Poi palla fuori. La Fiora immediatamente da Sujon che chiama questa palla. Sujon si ferma, va sul mancino, calcia male Sujon e poi Gammicchia immediatamente da Imperato. Sujon vuole rubargli il pallone ma Imperato è velocissimo, palla al piede. Imperato Morrione sul primo palo. Questa possiamo dire che è un po' l'esordio di Giovanni Morrione perché è entrato nel match con l'Agrigento ma è entrato sul 10-0, insomma non un esordio forse che avrebbe sognato. Dietro lì. Pappalardo, bella giocata, attacco, Imperato. Cosenza si dimentica il pallone, Nicchia ha subito a prestarlo e poi finisce anche il primo tempo. Con il fischio da parte del signor Saraceno. 4-0 all'intervallo. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida. Dopo
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida. Palermo Futsal Club e San Vito 4-0 dopo i primi 20 minuti di tempo effettivo. Si ritorna in campo con Morrione, Sugionni, Chinnici, La Fiura e Nicchia, lo stesso 11, chiaramente lo stesso 5 che è iniziato, 11 chiaramente per il calcio a 11. Invece all'altro lato vediamo Pappalardo, vediamo Imperato, La Rocca, Accardo e Tre Pali, chiaramente Cammicchia, quindi anche qui lo stesso quintetto che ha iniziato la partita di 10 su 10. Però c'è ancora da aspettare un po', credo forse manchino gli arbitri. Gammicchia sta ritornando in porta intanto, buona gara comunque per lui, tra i pali è stato sicuramente molto molto bravo sui gol, ne ha preso uno ma è stato chiaramente fregato dalla deviazione di La Fiura, quindi messo controtempo, non poteva fare veramente nulla sui 3 gol presi, stava facendo il quinto movimento, insomma lì credo che su tutti i gol Gammicchia non abbia veramente nessuna colpa, anzi sta giocando una gran partita il portiere. Nel frattempo tornano i 3 arbitri con il fischietto di Saraceno, arbitro 1, Di Mauro, arbitro 2 e Celestino Crono. Nel frattempo Leo Gargano con un ombrello molto familiare. No, mi dà La Fiura a parlare. E La Fiura batterà, intanto mister Gentile torna in panchina con il suo immancabile cappellino. Adesso credo che manchi praticamente tempo zero per ricominciare questo secondo tempo. La Fiora sta guardando i compagni, vediamo chi sceglierà per il passaggio. Sceglie come sempre l'amico fraterno Lorenzo Chinnici. E dunque ricomincia il secondo tempo. Sujon per essere alta di Accardo. Scappa Sujon, bella palla, ancora Sujon mette dentro per La Fiora che potrebbe calciare La Fiora! Poker! Capita La Fiora! Palla perfetta di Sujon, ma Chinnici fa tutto il resto. Bravo, perché dà una palla meravigliosa. 5-0. Bravo Sugi! Di 5-0 dunque risultato. Poker di Capitan La Fiora che era a secco da diverse partite, ora ne fa ben 4. Doccia freddissima chiaramente per il San Vito, adesso anche un po' forse nelle facce sembrano un po' demoralizzati chiaramente. Imperato, palla per Accardo, vuole le finte in mezzatura ma regala soltanto alla Fiura che non ha fretta. Chinnici, La Fiura, attacco su Jean, Chinnici su Jean, La Fiura 1-2 con Nicchia che però non si concretizza perché Nicchia torna dietro da Chinnici, poi su Jean, finta La Fiura, Guardalo Vito. Chinnici, palla in verticale per La Fiura, una bella palla. La Fiora si è fermato però non è bastato. Imperato sbaglia il tocco, La Fiura poi cerca un rimpallo e Imperato molto bravo qui a mettere davanti il fisico. Bravo capo! Pappalardo, Accardo, Scappato! Pappalardo per La Rocca. Nicchia non lo vuole fare girare, poi riesce comunque a passare La Rocca. Morrione se la ritrova lì. Su Jean. Io se mister Gentile troverà anche modo di schierare in campo 2 under, Meli e Catalano 2006 e 2008. Chinnici taglia bene, Chinnici ancora per Nicchia che vuole il tocco morbido, ci ha provato.
Va Nicchia, Chinnici, nicchia di nuovo per Sujonne, poi Imperato è in anticipo, molto bravo qui a rubare il tempo. Dunque Sujonne lascia a Chinnici, va dietro la Fiora. Nicchia. Dai! Mezza due, Nicchia velocissimo, sprinta Nicchia ancora per la Fiora, Nicchia! Fa benissimo capitano la Fiora che non calcia, fa segnare il piccolo Nicchia che continua a fare bene, continua a deliziare il Palermo Futsal Club e 6-0. E poi dentro Gennaro e Corsino per chi dice la Fiora. Potrebbe tutto in campo Voltaggio, numero 2 e Cosenza. Voltaggio cambia per Accardo. Gennaro aveva capito il passaggio verso Imperato, infatti è stato subito a mettere lì per non fargliela passare. Poi Corsino, Cosenza, Gennaro cerca Nicchia, non ne basta. Imperato avanza, Imperato Sujonne col tacco addirittura. Poi Gennaro lascia Nicchia che può partire in velocità e lo fa, sprinta Nicchia, secondo palo con Accardo che chiude tutto, poi Imperato lo fa correre e si ferma Imperato, c'è la sua posizione di parte di Cosenza, ma palla fuori. Va Sujonne per Gennaro con il petto mette giù. Corsino, Nicchia, l'inserimento del 5 non viene però servito. Sujonne, palla centrale da Gennaro, tacco, era giusta l'idea di Gennaro e poi Cammicchia. Imperato tutto solo, calma Olimpionica. Cosenza, Imperato, Voltaggio. Voltaggio con Sujonne, sfida dentro, poi Corsino intercetta e scambia con Nicchia. Cerca subito il dribbling, gli riesce pure. Poi Sujonne, palla bellissima verso Corsino. C'è Gennaro in mezzo, Corsino cerca il secondo palo, che Nicchia se la ritrova lì perché sta proprio una deviazione di Voltaggio. Sujonne batte il calcio d'angolo. Palla alta per Gennaro che impatta bene però. Poi il tiro è abbastanza sbilenco e dunque Voltaggio, Imperato. Voltaggio. Anticipo di Nicchia qui da difensore puro, il 17. Accardo. Gennaro che tra l'altro contro il San Vito ha trovato anche i primi gol quest'anno perché lui ha saltato tutta la prima parte. Tanto calcia da fuori Voltaggio, anche bene devo dire. La palla va fuori. Dicevamo, Gennaro ha saltato tutta la prima parte di campionato, quindi la Coppa contro l'Atletico Monreale, ma anche le prime 3 di campionato, quindi contro Agrigento Futsal, contro Palermo Calcio 5 e Atletico Monreale di nuovo. Sujonne, Gennaro, controtempo, riesce comunque a prenderla e Gammicchia si trova sul primo palo. Vuole questo gol Gennaro, un po' gli manca e lo cerca. Sujonne, schema, Corsino col Cosenza che mura molto molto bene. San Vito che ha capito un po' questi schemi sul calcio d'angolo perché li sta praticamente annullando quasi sempre ultimamente. Nicchia rischia un po' in mezzo a due. Nicchia chiama Morrione che spazza subito e fa la giocata giusta qui. Non serviva a nulla agganciare questa palla e rischiare un po', meglio spazzare
e buttarla lontano. Cosenza. Poi Corsino lotta ancora Corsino in mezzo a due, che arriva anche Cosenza su John, regala il pallone però Cosenza può avanzare, Cosenza ancora va sul destro e su John si sostituisce a Morrione. Poi Gennaro, forse un tocco con il braccio, ma si continua. Corsino, bel dribbling ancora di Corsino, gran giocata, sta bene, si vede. Poi Nicchia di ritorno verso Corsino, non va a buon fine, poi Imperato, fallo. Non lo può vedere da davanti, lo prende dietro. Tanto è pronto a entrare, credo, Ruggero Meli. Andiamo al posto di chi? Forse per Nicchia. Ci sarà esordio anche per Gabriele Catalano, chiaramente per Ruggero Meli non è un esordio. Accardo. Imperato su John. Che partita in fase difensiva di Sujon, sta veramente giocando benissimo. E Imperato va centralmente a Cardo. Corsino qui forse fa fallo, level forse fa fallo. Corsino va a parlare con il signor Saraceno. Calcio di punizione, ma chi batte? Perché Voltaggio l'abbiamo visto calciare precedentemente e non è andata male. Uno dei pochissimi tiri in realtà dalle parti di Morrione. San Vito che non fa più il quinto movimento, forse preferisce giocarsela con i giocatori di movimento 4 contro 4. Schema Imperato destro-sinistro, nasconde il pallone, Gennaro molto bravo qui. E poi c'è lo scatto di Nicchia, palla geniale, Nicchia, ancora Nicchia, salto l'uomo, Nicchia si ferma, poi rallenta un po' e cerca di servire su Gione, non basta. Doveva calciare prima, ma proprio il dribbling di Nicchia. C'è solo Corsino che non se lo fa ripetere due volte, segna ancora al San Vito, terzo gol consecutivo e adesso 7-0. Sempre pronto ad entrare Ruggero Meli a posto di Nicchia, questo è quello che abbiamo sentito dalla panchina. Imperato, la sporca Gennaro, poi in testa Corsino, con Gennaro che si mangia le mani perché sapeva di voler prendere questo pallone e se fosse venuto forse prima, però Nicchia vuole anticipare Imperato, poi Imperato si mette però col fisico, con l'esperienza. Gran giocata su Gianna Sporca, poi Corsino lascia scorrere, ma credo ci sia stato un tocco. Infatti Morrione non l'ha vista Morrione, credo, la deviazione. Infatti dice scusa ai compagni. Intanto è pronto Meli, ma vediamo se ci sarà spazio anche per Catalano, che effettivamente è un altro di quegli under tanto importanti. Sta facendo una gran stagione come Meli nell'under 19. Imperato, Nicchia ancora non si passa, Gennaro, Nicchia e poi Gennaro prende velocità, Gennaro può calciare, mette sul secondo palo Imperato, è sfortunatissimo qui. 8-0. Tempo è entrato Meli. Entra in campo anche Lowati per Sujon, Meli per Nicchia. Sbaglia il passaggio un po' a Cardo, ma in realtà va incontro e aggiusta tutto il compagno. Cosenza, bella intercetta, Corsino lo tiene lì, c'è Meli che poteva prendere il pallone ma non lo viene servito. Corsino per Meli, secondo palo Gennaro, finalmente in gol anche Gennaro, ma che palla bellissima di Meli, ma bravissimo anche Corsino. 9-0. Con Sujon che esce dal campo, si è fatto male
forse il ginocchio, abbiamo sentito su John, però sta uscendo sicuramente sulle sue gambe, forse una botta preventiva per Mister Sujon. E poi time out che viene chiamato dal San Vito. Si vedeva forse nell'ultimo gol di un gomito largo, forse Corsino, credo. L'unica che mi viene da pensare, si sta riscaldando anche Gabriele Catalano, che dovrebbe, credo, entrare a momenti, e mister Gentile vorrà sicuramente dargli spazio, il risultato effettivamente lo permette. Essendo così 8-0 colpa nostra. Penso al posto di Gennaro, che sta tornando nelle ultime settimane a giocare dopo infortuni continui, reiterati. E dunque vediamo se effettivamente ci sarà questo cambio con Catalano che sta continuando a riscaldarsi. Credo che forse per la Fiore Gennaro non dico sia terminata la partita, però quasi. Sicuramente per la Fiura dunque torna in campo Ruggirello. Nel frattempo Accardo, Imperato e Cusenza con Gammicchia chiaramente tra i pali. Imperato cerca la conclusione da fuori, da centrocampo, però va fuori. Mancano 10 minuti nel frattempo alla fine della partita. Cosenza, Corsino, Lowati. Cosenza attacca la porta e poi deviazione di Corsino che mette, credo, anche Morrione in una situazione complicata, perché non ha praticamente capito questa traiettoria. Imperato, Gennaro arpiola la palla, c'è Gemelli, però non la prende questa palla, un po' complicato. Qui la lucidità comunque di Meli, che precedentemente ha trovato l'assist per Gennaro, poteva anche calciare il suo primo pallone, poteva anche trovare il primo gol in C1, ma ha preferito servire il compagno messo meglio. Intanto Cosenza contro Lowati riesce comunque a servire il compagno. Corsino invece decide di non fare passare la palla. Meli, bella calcio, può partire adesso il 20 che salta l'uomo. Meli cambia campo su Lowati, lo prende leggermente controtempo. Intanto Pappalardo per Cosenza. Intanto sta continuando e forse anche rafforzando la pioggia. Pappalardo, Gennaro fa fallo, ma subito a chiedere scusa perché quarto fallo per il Palermo, che era molto corretto in realtà, però 4 falli già effettuati. Pappalardo per Ruggirello che va incontro con Lowati che lo tallona un po'. Imperato cambia tutto. Pappalardo, Imperato, bella palla per Gammicchia qui con Gennaro che non deve fare fallo. Gammicchia avanza, cambia tutto. Accardo, secondo palo, Morrione la fa sbattere addosso a Ruggirello. Dovrebbe essere rimessa a Palermo, dovrebbe essere, infatti è così. Qui ha levato il gol praticamente Morrione, qui tanto se la complica, tanto il Palermo con Morrione fa pure un sombrero non so quanto volontario, poi sbatte addosso a Gennaro. E Gennaro si prende il gioco. 16. E quindi rimessa con Gennaro che quindi salterà la prossima partita. Lowati tanto attacca la porta, c'è Meli tutto solo, Meli l'aggancia, Meli, Gammicchia, se l'è divorato qui Ruggero Meli,
però bella palla comunque di Monder. Louati aveva cercato di servire il giovane compagno, tanto sta per entrare Catalano, credo al posto di Gennaro. Con questa ammonizione salterà la sfida contro il Bonifato Alcamo. Meli, il dribbling tentato col tunnel su Accardo non si passa. Adesso si formerà quella coppia che sta tanto facendo bene in Under 19, ovvero Meli Catalano. Gennaro intanto Palardo gli sdradica il pallone, Louati molto bravo qui a liberarsi del pallone. Corsino in mezzo a due, si ferma Corsino, cerca una palla in verticale, poi Gammicchia, Accardo la controlla, Meli lo pressa, Imperato che si è intanto schierato da pivot adesso, cerca una palla in verticale, sbagliata però. E poi time out, risultato di 9-0. Dunque piccolo momento di pausa. Adesso credo ci sarà il cambio con il Catalano per Gennaro. Saliamo col quinto. Perché facciamo così complicato? Il cavallo era da sotto. Dai, giallo! Frattempo dovrebbe entrare credo Catalano, perché è pronto al suo esordio in C1 con la maglia numero 22, lui che invece nell'Under 19 indossa la 10. Frattempo credo sia pronto anche Chinnici, perché non lo vediamo con la casacca, quindi sì, va Chinnici in campo, quindi Chinnici, Meli, Catalano e Louati. Gabri per la squadra, Gabri, ok? Vediamo come impatterà il giovane classe 2008. Adesso è anche il giocatore più giovane a scendere in campo con la maglia del Palermo nella storia di questa squadra, perché più piccolo era stato tanto Meli. C'è dall'altra parte Catalano, Meli, Gabicchia ha cercato la punta, poteva forse servire Catalano, poi Louati decide di sradicare tutto e tutti. Catalano aggancia il pallone, Louati centrale, Meli di prima molto bene, Chinnici, poi Louati. Diciamo il più piccolo era stato al momento a scendere in campo contro il Palermo Calcio a 5 Live 2007, anche lui un buon prospetto. Meli intanto, Meli, secondo palo per Catalano, questa volta gliel'aveva data e poi Pappalardo è costretto. Meli sta avendo tantissime occasioni su quella fascia. Chinnici, c'è sul secondo palo Catalano, Chinnici scambia con Meli, poi fallo, anche giallo per Faranna. Sto tranquillo che intanto non esco. Va Chinnici, vedete che è pronto Fabio Lucchese. Se no vai a rimorchio, ok? Va Meli a battere, vediamo come andrà. Potrebbe anche calciare in realtà, non sarebbe da escludere come possibilità. Secondo turno Chinnici per Louati potrebbe anche provarlo e lo fa bellissimo col 98. Monder, Louati che torna anche con il sorriso. 10-0. Dai. E forse adesso esce, infatti sì. Dai, raga! Adesso c'è Chinnici con 3 under, Bravo, Luigi! Lucchese, Meli e Catalano, insomma sembra quasi veramente l'esperienza di Chinnici con tutti i giovani. Insomma, giocare con Chinnici sicuramente è una gran cosa. Pappalardo si continua con il quinto invece dopo tanto tempo in cui invece non c'è stato.
Gammicchia. Pappalardo. Imperato vuole girarsi, lo fa Chinnici, poi Lucchese non ci pensa due volte con Gammicchia che mette il ginocchio e Lucchese qui fa bene, ha fatto bene a provarlo, sembrava essere effettivamente in porta questa palla, però Vai a calciare il seguito Mancini. Diamolo già ora! va Lucchese a battere dietro da Meli. Morrione. Chinnici chiede il pallone e quando la palla ce l'ha Chinnici è veramente sempre una palla in cassaforte. Meli, gran giocata, fermata all'ultimo da Rugirello, poi Gammicchia per Rugirello. Pappalardo, pressione alta di Catalano che non deve però commettere fallo. Tacco molto bello Rugirello per Imperato, avanza Passettini, poi nasconde il pallone su Catalano, poi Chinnici non si passa, Meli c'è la sola posizione da parte di Chinnici, lo serve adesso Chinnici, può attaccare la porta, cerca invece un assist per Meli, non ha trovato passaggio giusto. Chinnici secondo me vuole fare segnare Yander, perché da lì poteva sicuramente calciare verso la porta, ma lui non vuole la gloria personale, lui vuole fare crescere i compagni, lo sappiamo. Poi Chinnici ferma Imperato, anche fallo però. Anche quinto fallo dunque. Dentro intanto voltaggio. Credo per Faranna. Sì. Nel frattempo sul pallone c'è Imperato. E calcia Imperato forte, ma poca precisione. Morrione lascia Chinnici. Gabri, fatti vedere, Gabri. Con il dribbling, voltaggio molto bravo, poi ancora Chinnici fa passare questo pallone. Meli con un rimpallo. Meli, c'è Lucchese che cerca questa palla, secondo palo molto intelligente verso Catalano, poi ancora corner, ennesimo titolo per Catalano, scambia con Lucchese, Bravi, raga. mette secondo palo per Ruggero Meli che fa quindi il primo gol in C1 per il classe 2006. Si è inserito benissimo, ok, però fatemi vedere anche la palla geniale di Lucchese, perfetta. Bravo Fabio! Bravo Fabio! Grazie Fabio! Ti di Pappalardo tu su Meli, che si capisce tutto in anticipo. Senza falli, raga! Voltaggio. Imperato. Chinnici vuole il dribbling, palla che passa, Morrione su voltaggio. Non vuole subire nemmeno un gol il Palermo. Potrebbe essere importante per la differenza reti, chiaramente, questa partita. Pappalardo la posta e poi calcia col mancino molto bene. Morrione si disfa della palla, poi Lucchese, palla che rimane sempre lì. Pappalardo ancora, apertura dentro sul secondo palo, non arriva all'impegno, all'appuntamento, anzi, Imperato. Forse un minuto, se non abbiamo sentito male, Lucchese. Potrebbe entrato un classe 2009 in campo, vero Campo? Chinnici. Contromovimenti. Lucchese salta l'uomo, bella giocata Lucchese, c'è Catalano, gliela serve Catalano che sceglie di andare sul primo palo, ma che palla comunque di Lucchese. Dai. Lucchese sta giocando da giocatore esperto praticamente, perché solitamente è il più piccolo in campo, ma non è così adesso perché ci sono compagni, sono più giovani, si sta un po' prendendo per mano. Chinnici intanto
C'è Lucchese, Chinnici con il secondo palo, era una bella palla, non ci ha creduto Catalano. Poi Gammicchia rapidamente, Pappalardo, voltaggio. Imperato si gira molto bene su Chinnici, Imperato ancora, ed è giallo per Chinnici ed è soprattutto tiro libero. E credo che lo batterà dal lì, mi sa. Però giallo per Chinnici. Ha provato fino all'ultimo a non farlo segnare. E infatti Imperato mi sa che batte da lì. Ed è Imperato quello che andrà. Però anche Pappalardo in realtà potrebbe. Si chiedeva il calcio di rigore, ma il signor Saraceno. Ma chi che ci fa? Scusa, io il fotografo. Io fotografo, facciamo segnare. Non vuoi faccio io, non conosci. Va bene, andiamo 11 video. Contro Morrione, quindi Imperato contro Morrione è praticamente un calcio di rigore. Va Imperato! Fortissimo, batte Morrione. 11-1. Quando credo che manchi veramente una manciata di secondi. Torniamo fra una mancia. Forse 13 secondi ho sentito. Lucchese. E poi credo che finisca anche qui la partita con Lucchese che tiene il pallone tra i piedi e poi va bene così, finisce il match, vince il Palermo Futsal Club che torna a sorridere e lo fa in casa contro il San Vito con una prestazione super, risultato finale di 11-1. È veramente un grande risultato per il Palermo Futsal Club che adesso sta alla quota 18 punti, fa un grande balzo, serviva tanto ottenere una vittoria, serviva soprattutto ottenerla in questo modo, dominando per tutto il match, ed è anche arrivata. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisi è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.